ringraziare tutti voi che avete partecipato in questa giornata di pallacanestro e un piccolo ringraziamento particolare anche ad Aldo Murana e anche che mi ha coadiuvato in questa prima edizione del Memorial, e anche a Marco Lanza che non ecco qua, che anche lui ci ha dato una mano importante. Allora, vi ringrazio anche qui le nostre telecamere alto di gamma. Se domani andate su YouTube vedete questo filmato, quindi vediamo il nostro cine operatore. Ecco, quindi questo è il primo memorial dedicato a Luigina e l'obiettivo è anche questo che sia il primo ma non l'ultimo. In modo cercheremo di ricordare questa persona che io ho avuto il privilegio di conoscere, io e molti altri, una persona straordinaria, una persona che era molto positiva, molto ottimista, e noi, mi ricordo anche di questo, cerchiamo di essere allegri come lo era lei, e faremo sempre questo memorial ricordando il suo ottimismo, la sua positività. Allora, quest'anno è il primo anno, punto di partenza. L'anno prossimo, anche dal punto di vista tecnico, logistico, organizzativo, cercheremo di essere più efficienti. Ecco, do la parola al sindaco, signor Mario Mattioli. Ringrazio anche l'assessore allo sport qui presente, Giulio Passilongo, ma anche l'assessore allo sport che c'è stato fino a un mese fa, Luca Altobel, che ha dato sostegno all'attività di pallacanestro, che a inizio autunno ha iniziato questo movimento che era stato sospeso, e quindi ringrazio Luca per il suo interessamento in prima persona per rimettere in moto il movimento. E do la parola a Mario, se vuole fare, immagino, 2 parole. Luigina era anche vice sindaco e quindi una partecipazione, oltre che al movimento di pallacanestro, era anche in attività comunale, e quindi Mario penso che voglia fare 2 parole in ricordo. Io voglio innanzitutto ringraziare Segala, perché so che è stato suo e solo suo il merito di questa iniziativa. Ecco, non sapevo, ma sapevo di te. E gli ho chiesto di pazientare un attimo perché volevo veramente parlare con voi, perché non tutti voi hanno conosciuto Luigina Rinco, e il fatto di ricordarla a un anno dalla sua scomparsa con questo memorial è qualcosa che mi ha veramente toccato nel profondo del cuore. Io ho lavorato con Luigina per 10 anni, è stata assessore ai servizi sociali, è stata mia vice sindaco, è stata una donna forte e me l'ha dimostrato, perché l'ultima volta che l'ho vista, e tutti e 2 sapevamo come sarebbe andata a finire, mi ha detto: devo andare in ospedale a fare i soliti controlli, ci vediamo quando torno. E lei sapeva bene che non sarebbe tornata. Ecco, questa è una donna forte, una donna che mi ha insegnato tante cose, e credo che voi sportivi la possiate onorare nella maniera migliore, perché lo sport è fondato sulla lealtà, sulla partecipazione, su quei sentimenti, su quei valori che sono al fondamento di tutte le brave persone, e Luigina lo è. Purtroppo è stata una donna sfortunata. Chi l'ha avuta assieme per tanti anni, parlo di Sergio, parlo di Paolo, ha avuto una grande fortuna, perché c'era solo che da imparare da Luigina. E io spero che questo memorial, come ha detto Segala, sia solo il primo di una lunga serie, e nel suo ricordo vi chiedo di fare un bel applauso alla memoria di Luigina, grande donna. Bene, procediamo con le premiazioni. Allora, tra l'altro, apro una parentesi, il destino ha voluto anche che il memorial coincida anche con la data
in cui è mancata, che è stato il 20 maggio, vero? Quindi, la festa del toro è sempre la terza o quarta settimana di maggio e il destino ha voluto anche che questa memoria andrà a coincidere con la data in cui ci ha lasciato. Allora, quarto classificato Sanguinetto, ritira il premio Piero. Terzo classificato. Abbiamo cambiato tavolino della classifica. Allora, terzo classificato consegna la targa alla Solo Sport Giulio Passilongo. Terzo classificato il Gatto Veronetto. Un'altra scusate, ma ci vuole. Allora, secondo classificato, la squadra outsider, sinceramente non pensavamo che fossero così forti. Colpa di Marco che non ci aveva detto che erano così forti. Comunque, secondo classificato Cologno Veneta consegna la targa il sindaco Mario Mattioli. Primo classificato, tra l'altro c'è anche un nostro preferito. Primo classificato non è Sanguinetto ma è un'altra squadra che c'era anche un nostro rappresentante Matteo Ferrarini che faceva parte anche del direttivo ma ha dovuto andare a svegliare la figlia e quindi ti dici ma comunque piccola parentesi di campanilismo si fa sempre bene. Primo classificato il Cerea consegna il premio il sindaco di Lugina. Aspetta un attimo, anche Sergio, fate una foto anche voi due. Ok, perfetto, 3, 2, 1. Bene, arrivederci, alla prossima.